Mi sembra evidente, i veneti si esprimeranno con un referendum che sarà la pietra miliare per partire per un percorso virtuoso di richiesta di modifica della Costituzione, visto e considerato ci metteremo mesi, anni, ma comunque noi vogliamo che il Veneto sia autonomo come Trento e Bolzano. Così il governatore Luca Zaia ha risposto alla polemica riguardo allo stop del governo alla legge della regione che definiva il popolo veneto una minoranza nazionale con relativi diritti stabiliti dalla Convenzione del Consiglio d'Europa. Il fermo del Consiglio dei Ministri, che ha deciso di impugnare la norma ritenuta violare la Costituzione italiana, non intimidisce Zaia. Voglio ricordare che questo governo ci ha impugnato anche il referendum per l'autonomia e la Corte Costituzionale poi ha dato ragione a noi. Il presidente oggi a Belluno ha poi annunciato la nascita della Smart Card Unica Veneto. La nostra è la prima regione in cui viene attivata la tessera che consente di viaggiare con intermodalità semplice. La card può caricare tutti gli abbonamenti regionali e interregionali di Trenitalia. Un progetto partito con Dolomitibus, ma che la regione intende allargare. Cambierà totalmente il modo di viaggiare dei pendolari all'interno della Regione Veneto. È un progetto di integrazione sicuramente ambizioso che contiamo di partiamo oggi da Belluno per il suo inizio e lo estenderemo nei prossimi mesi anche alle altre province. Sul fronte di sicurezza a bordo dei treni, dopo i ripetuti casi di aggressioni anche recentemente, il governatore lancia la sua idea. Videosorveglianza necessaria, io direi che anche i militari nei treni non starebbero male e anche perché dobbiamo difendere i viaggiatori e i lavoratori.